Buon pomeriggio dal Paraconi di Cagliari per assistere alla 22esima giornata del campionato di futsal di Serie A femminile. Il Cagliari, l'FFC contro il Real Grisignano da Alessandro Carta. Buon pomeriggio, questo è il quintetto, calcio d'inizio in favore della formazione padrona di casa che indossa una maglia rossa con richiami neri stile Sampdoria, mentre arriva a Peck il tocco sotto a scavalcare l'estremo difensore Miola. Recupera la palla Peck e fa girare ancora Gabbi per Marta, la parallela, ancora Peck, il tocco dentro e questa volta arriva il gol dell'1-0 della giocatrice con la maglia numero 7, la giocatrice spagnola, quando non è trascorso neanche un minuto di gioco. Ancora Marta, chiama palla, la serve Peck, c'è il movimento di Coco, la conclusione ancora di Marta dalla distanza, palla respinta, ancora Gabbi, palla dentro sul secondo palo, passa tra le gambe della numero 10 Nicoli, ancora palla dentro, il tunnel di Peck e poi la conclusione col destro, palla che termina sul fondo. Ancora la conclusione sul laterale, la risposta di Martina Muras, già battuto Iturriaga, la conclusione, palla che colpisce il palo esterno, ancora Peck cerca il fondo, pallone messo all'indietro, Marta la traversa colpita dal bomber. Riparte così l'FFC con Gabbi, ancora Gabbi con la sinistra, palla dentro per Marta, il rimpallo vinto da Marta e arriva il gol numero 21 in stagione per la numero 17 dell'FFC che porta a 2 le marcature della propria formazione. Riparte così la formazione ospite, clamoroso l'errore di Valiente che anziché calciare verso la porta avversaria calcia con l'esterno del piede mandando la palla direttamente. Ancora Gabbi, poi conclusione di Marongiu, deviata ancora, poi Marta sotto misura, la palla termina sul fondo, ancora il Grisignano disimpegna sul pressing di Marta, poi Peck può servire Marta, ancora Peck a porta vuota sull'assist di Marta, 1-2 tra le due giocatrici spagnole, a vita facile Peck che deposita in rete a porta vuota per il 3-0 dell'FFC. Adesso Marta col destro, palla sul fondo, prendo la conclusione di Turriaga, Gasparini, Peck, serve Marta che riparte, posizione centrale, adesso Marongiu dentro per la stessa Marta, pallone ribattuto da Miola. Adesso il tocco morbido di Gabbi per Marta, ancora Marta per Milena, il tocco sotto misura e arriva il gol del 4-0 per l'FFC. Con il gol di Gasparini e poi è Marta dalla distanza, palla deviata da Iturriaga che colpisce il palo. Turetta, palla dentro, girata sul secondo palo da parte della numero 7 Prando, pallone troppo lungo che termina sul fondo. La giocata di Gasparini per Marta, ora Marta tenta il dribbling, poi c'è l'intercetto da parte di Milena che supera ancora per il gol numero 5 dell'FFC, palla sotto l'incrocio dei pali. In porta non c'era Miola ma bensì la numero 4 Iturriaga. Poi la conclusione dalla distanza di Peck per la tripletta personale della numero 7 rossoblu. Calcio di punizione, Prando sul punto di battuta, va Prando, la risposta di Piras, poi Turriaga, ancora palla dentro, c'è la conclusione dal fondo. Iturriaga non c'era nessuno, adesso arriva il gol di Marta. Doppietta personale per Marta per il 7-0 dell'FFC. Scadono qua praticamente i 10 secondi con la palla ferma, non pressa più l'FFC, non attacca più il Grisignano, termina con il risultato di 7-0 in favore dell'FFC questa 22esima giornata del campionato di Serie A femminile di futsal